Diciamo che per me Garnacho è un fenomeno, ok? Questo è il mio parere estremamente personale, secondo me è fortissimo, è un 2004 se non erro, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha 20-21 anni, che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, a cui secondo me va dato un po' di fiducia sotto tanti punti di vista, a cui secondo me deve essere insegnata un po' di tattica che chiaramente in Premier è un po' più leggera, ecco, non è che non c'è chiaramente la tattica, anzi, però in Premier la Premier è un campionato più fisico, più di velocità, insomma, spesso le squadre tatticamente diciamo, non sono proprio studiate a fondo, cioè non ci sono delle tattiche profonde con cui gli allenatori affrontano le partite, secondo me. C'è un gioco, c'è una fisicità, c'è una velocità che bisogna sostenere in Premier League e secondo me Garnacio con sia la disponibilità, se è disponibile a mettersi in gioco ed imparare da Conte determinati concetti tattici, può essere un giocatore che potrebbe diventare anche in Serie A devastante per tanti motivi.